Sono tanti i giornalisti che in 19 anni sono passati su questi banchi dell'Università di Verona e hanno seguito le lezioni di Alessandro Del Rico, noto giornalista veronese, volto di Telearena. Da quasi 20 anni infatti è il titolare dell'insegnamento di giornalismo radiofonico e televisivo del corso di laurea magistrale in editoria e giornalismo. Ieri ha tenuto l'ultima lezione del corso, che dall'anno prossimo diventerà un laboratorio, senza voto in trentesimi quindi, e non è ancora stato deciso a chi sarà affidato. E se il futuro è incerto, il passato è sicuramente un pezzo di storia del giornalismo veronese. È nato con me il corso, appunto 19 anni fa, ebbi la soddisfazione di carta bianca, cioè lei è l'esperto, veda lei che cosa si può insegnare per quanto riguarda il giornalismo radiofonico e televisivo. Questo è sicuramente gratificante perché è stata attribuita importanza, rilievo all'esperienza che ho maturato in tanti anni di televisione, più di 30 anni che lavoro a Telearena. Ho lavorato anche a carta stampata, radio, settimanali, uffici stampa, ho un'esperienza abbastanza completa. Cosa le hanno lasciato questi 19 anni e queste centinaia di studenti che sono passati? Allora, sicuramente la gratitudine che sento da tanti, poi magari se do il voto basso, se do 20, 24, la gratitudine non c'è, però in genere mi riconoscono di aver portato il mondo del lavoro, di aver imparato davvero delle cose da me, mi riconoscono che la lezione è interessante, cioè le ore trascorrono in aula in maniera piacevole, interessante, questo sicuramente. C'è la soddisfazione di vedere i tanti che lavorano adesso, e anche chi sta tenendo il microfono in questo momento fa parte di questi, e salendo nella scala gerarchica di questa realtà giornalistica lo stesso, contribuire alla formazione professionale ma anche umana, perché io continuo a dire che in questo mestiere deve avere collegamento, testa, cuore, cervello, sensibilità. Importanti tutti i mestieri, in questo ancora di più, perché abbiamo a che fare con le vite delle persone e le mettiamo sulla pubblica piazza.